Se vogliamo indicare alcuni segni e sintomi che un paziente può iniziare a riscontrare, che potrebbero fargli pensare di avere una problematica gnatologica, possono essere da un lato il mal di testa, che non va mai sottovalutato. Sto parlando di mal di testa che tendono a essere ricorsivi, cioè non un mal di testa all'anno, mal di testa che posso avere quotidianamente, settimanalmente, ma anche mensilmente. E questo è un aspetto. Un altro aspetto può essere legato a come mi si posizionano i denti in bocca. Se io tendo ad avere gli incisivi molto spinti verso l'avanti, questo non dipende dal fatto che i denti hanno deciso di mettersi in quella posizione, dipende da una forza muscolare molto potente che con il tempo tende a portarli verso l'avanti. Questa forza è legata alla lingua e la funzione che determina questo processo è la deglutizione. Se il paziente fin dalla giovane età ha un meccanismo di deglutizione scorretto, quindi la lingua tende a spingere sui denti ogni volta che mando giù la saliva, e lo facciamo circa 1500 volte al giorno, questa disfunzione, generando una malocclusione, va in seconda battuta, con il tempo, a incidere anche su un equilibrio articolare che verrà perso in età adulta.